È stata una battaglia a suon di mail, ricorsi, lettere, telefonate. Eddie Florian proprio non ci stava a pagare una multa per un'infrazione stradale avvenuta a Roma che lei non aveva affatto commesso. Eh sì, perché il giorno della contestazione da parte di un ausiliario del traffico, Eddie non si trovava nella capitale, ma a Feltre. Ma fino a qualche giorno fa le sue proteste non erano state ascoltate, anzi le era arrivata anche una multa raddoppiata. Ma lei non si è persa d'animo ed ha inviato un nuovo ricorso sia alla Prefettura di Roma sia al difensore civico regionale del Lazio. Finalmente, la scorsa settimana mi è arrivata una lettera dalla prefettura di Roma, direttamente dal prefetto, dove veniva sottolineato che era stata revocata la contravvenzione, quindi era stato accettato il mio secondo ricorso. Dopo oltre 8 mesi ha vinto la sua battaglia burocratica di principio contro un colosso, quello istituzionale. Sono sicuramente soddisfatta anche perché diciamo è mia indole non mollare. I dubbi rimangono sempre ovviamente perché nel momento in cui ci si scontra con queste istituzioni che sono molto ampie, molto grandi e anche farraginose, può succedere, io mi aspetto che negli anni possa anche risuccedere, però adesso so qual è la procedura che devo ovviamente affrontare. L'appello di Eddie è rivolto a tutte le persone che si possono trovare nella stessa situazione. Non mollate, dice, e rivolgetevi alle vostre istituzioni di riferimento. Non è giusto pagare multe effettuate per errore quando non si è responsabili. Purtroppo accade spesso ed è ora di dire basta.